Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Palermo muore pregiudicato dello Zen, i familiari impongono il lutto al quartiere e vietano il mercatino rionale. La rete dei complici di Matteo Messina Denaro, condannati l'architetto Massimo Gentile per associazione mafiosa e il radiologo Cosimo Leone per concorso esterno. Il nipote del boss Turi Cappello arrestato per la sparatoria di febbraio a San Cristoforo a Catania, in cui rimase ferito un uomo che però non era il vero obiettivo dell'agguato. Ancora intimidazioni a Sferracavallo, allarme spaccate a Gela, Racalmuto, assalto a una gioielleria. Il decreto Ponte legge, via libera al nuovo iter per la costruzione sullo stretto di Messina. La Camera ha approvato definitivamente il provvedimento con 160 sì. Serie B, Palermo in campo stasera a Venezia per l'ultima giornata di campionato in attesa dei playoff. Inzaghi rivoluziona la squadra, tanti cambi in vista del match del Penzo. Serie C, ieri 4 gol in amichevole per il Catania che a Veronello ha battuto l'Inter Under 23. In rete Ierardi, Cicerelli, Forte e Rolfini. La rete della bandiera nerazzurra è stata di Spinaccè. A Palermo muore un pregiudicato dello Zen e i parenti bloccano il mercatino per il funerale. Un atto gravissimo, dice l'assessore del comune Forzinetti, Marco Gullà. Polizia e carabinieri da oggi pomeriggio sono allo Zen di Palermo per cercare di ricostruire quanto accaduto stamattina con lo stop al mercatino rionale per i funerali di un uomo imputato in un processo di mafia, Carmelo Barone. Si sta cercando di indagare e risalire ai responsabili che questa mattina hanno impedito ai mercatari di lavorare nel quartiere. Secondo quanto hanno ricostruito, questo non sarebbe il primo episodio. Quando nel giorno del mercato si celebrano i funerali, gli ambulanti non installano gli stand. È successo anche altre volte come a Brancaccio e allo Sperone. Un'imposizione con metodo mafioso che si è poi configurata nell'effettivo divieto ai commercianti di montare il proprio gazebo per il mercato, hanno dichiarato il deputato regionale Ismaele Lavardera e i consiglieri comunali di Palermo Giulia Argiroffi e Ugo Forello. Esprimo la mia più ferma condanna per quanto accaduto oggi al mercatino rionale dello Zen, dove gli operatori economici sono stati costretti a non svolgere la propria attività. Ha invece detto l'assessore alle attività produttive del comune di Palermo, Giuliano Forzinetti. Sono stati condannati in appello 2 esponenti della rete di fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro. Il servizio è di Laura Spanò. Per 2 dei favoreggiatori del boss Matteo Messina Denaro arriva dalla Corte d'Appello di Palermo la conferma del verdetto di primo grado, lieve riduzione di pena per l'architetto Massimo Gentile, 8 anni e 6 mesi in primo grado, era stato condannato a 10 anni. Condannato a 8 anni il tecnico radiologo Cosimo Leone, accusato di concorso esterno in un'associazione mafiosa, per lui confermata la pena avuta in primo grado. Entrambi furono arrestati nell'ambito delle indagini della DIA di Palermo che stava dietro la rete di complici che ha coperto la latitanza trentennale di Matteo Messina Denaro. Secondo i PM Gianluca De Leo e Piero Padova, l'architetto Gentile avrebbe prestato la sua identità al boss ricercato, consentendogli di acquistare una macchina e una moto, mentre Leone si sarebbe occupato di Messina Denaro, ormai malato di cancro, durante il ricovero presso l'ospedale a Belaiello di Mazara del Vallo, quando all'inizio di novembre del 2020 fu sottoposto a un primo intervento chirurgico. Assoluzione confermata invece per il bracciante agricolo Leonardo Gulotta, accusato di avere dato il suo numero di telefono a Messina Denaro. Maggiori controlli sulle concessioni demaniali marittime da affidare alla Guardia Costiera per evitare nuovi casi Mondello. È stata la proposta avanzata alla Commissione parlamentare antimafia dall'assessore regionale al territorio e ambiente Giusi Savarino. L'esponente di Fratelli d'Italia ha depositato tutto l'incartamento sul caso Mondello e ha raccontato le scelte della Regione, precisando che l'amministrazione non intende tornare ad assegnare alla italo-belga il litorale. Per la sparatoria di febbraio davanti ad un negozio di barbiere a Catania, nel quartiere San Cristoforo, è stato arrestato il nipote del boss mafioso Turi Cappello. Gli spari avevano ferito un pregiudicato ai domiciliari, ma non era lui il vero obiettivo. Desiree Ferlito.
Si cambia completamente look dopo la sparatoria, convinto forse di sfuggire alle telecamere e agli investigatori. Ma proprio quel dettaglio, insieme a intercettazioni e alle immagini di videosorveglianza, avrebbe contribuito a incastrare Rosario Litteri, 22 anni, nipote dello storico boss Salvatore Cappello. Per la polizia è lui ad aver sparato in pieno giorno davanti a una barberia a San Cristoforo ad un uomo, ferendolo alla gamba, ma sbagliando bersaglio. L'uomo colpito non era il vero obiettivo. Litteri avrebbe voluto colpire un'altra persona che frequentava la barberia. A distanza di mesi la squadra mobile di Catania chiude il cerchio attorno al giovane, arrestato dalla Polizia di Stato. Le accuse contestate sono porto illegale, detenzione di arma in luogo pubblico e lesioni personali aggravate. L'episodio risale al 10 febbraio scorso, davanti un salone da barba del quartiere San Cristoforo, dove un uomo è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco alla gamba sinistra. La vittima, che si trovava agli arresti domiciliari ma aveva un permesso per svolgere attività proprio nella barberia, si è presentato in ospedale con una grave ferita alla tibia, giudicata guaribile in 30 giorni. Le indagini sono partite proprio dalla segnalazione dei sanitari. Fondamentali per gli investigatori le immagini dei sistemi di videosorveglianza, le intercettazioni e il ritrovamento dello scooter dell'indagato abbandonato sul luogo della sparatoria. Rosario Litteri ora è nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da Sferracavallo a Gela, Racalmuto non si ferma l'escalation di violenza. Vediamo il primo dei nostri servizi. Non più colpi di mitra, ma intimidazioni ben chiare lo stesso, anzi forse ancora più chiare e facilmente ricollegabili ad un'imminente richiesta di pizzo. Cresce la paura a Sferracavallo. Nella notte una nuova ondata di avvertimenti in classico stile mafioso sono stati portati a termine ai danni di 2 esercizi commerciali molto noti e molto centrali proprio a Sferracavallo e di un terzo esercizio nella vicina Tommaso Natale. Si tratta della pizzeria Sunset e del bar pasticceria Sweet Life. Quest'ultimo sorge proprio di fronte alla chiesa del quartiere, in piena area di passaggio. Poco distante altra intimidazione alla pizzeria Ulisse di Tommaso Natale. Davanti all'ingresso delle attività questa mattina i titolari hanno trovato bottiglie piene di liquido infiammabile. A denunciare il ritrovamento sono stati gli stessi titolari, estremamente allarmati da questa escalation. Il primo ritrovamento è avvenuto alle 4 del mattino, è stato il pasticcere del bar a trovare le bottiglie quando stava aprendo il laboratorio. Nessun messaggio accompagnava il ritrovamento della bottiglia, ma l'allarme è cresciuto nell'intera borgata più tardi, quando i titolari della pizzeria Sunset hanno trovato a loro volta la bottiglia davanti all'ingresso ed è esploso in tarda mattina con il terzo episodio. Non è la prima volta che succede. A novembre dello scorso anno bottiglie con benzina erano state lasciate davanti a 5 esercizi commerciali, accompagnate in quel caso da un biglietto con su scritto 5.000 euro. In quel caso nel mirino erano finiti il bar del Golfo, la trattoria Temptation, i ristoranti Grecale e il Delfino, un tabaccaio e una vicina attività, anche in quel caso nel quartiere limitrofo di Tommaso Natale. Ad aprile invece i colpi di mitra contro il ristorante Brigantino, ma senza nessuna richiesta estorsiva. E ancora raid nel cuore di Gela. Nel giro di pochi minuti ci sono stati ben 3 tentativi di spaccata in pieno centro storico. Gerry Italia. Immagini di videosorveglianza, vetri infranti, sangue lasciato sulle maniglie e sui frammenti delle vetrate e ancora una notte di paura nel centro storico di Gela, dove i commercianti ormai parlano apertamente di emergenza sicurezza. Il protagonista dell'ennesima spaccata sarebbe lo stesso soggetto, volto coperto da un berrettino da baseball, una tenaglia in mano e un coltello. Il raid comincia con un primo tentativo di intrusione dal retro di un pub-ristorante del centro storico, il Bite. L'uomo prova a forzare il magazzino, ma non riesce ad entrare. Pochi minuti dopo si sposta verso una pizzeria distante appena qualche decina di metri. Le telecamere lo riprendono mentre colpisce violentemente la vetrata d'ingresso nel tentativo di sfondarla. Durante l'azione si ferisce, perde sangue sulla maniglia e sul vetro. L'arrivo di alcune auto lo costringe a fuggire. Ma il raid non finisce lì. Dopo pochi minuti il malvivente ritorna al Bite. Questa volta riesce a sfondare il vetro principale. Entra nel locale e porta via il cassetto della cassa con poche centinaia di euro. Poi sparisce nei vicoli vicini. Il registratore di cassa viene ritrovato poco dopo dai carabinieri in un cortile della zona. Anche qui ci sono tracce ematiche che potrebbero aiutare gli investigatori a identificare il responsabile. Per i commercianti è ormai una situazione insostenibile. Questo sarebbe il 14° episodio in poco più di 2 mesi, il quinto nelle ultime 72 ore. Praticamente la notte possono fare quello che vogliono. Non è un segnale bello, nel senso, servirebbe una risposta seria dell'istituzione, da noi, da commercianti, organizziamo, facciamo qualcosa di serio, perché stiamo creando un allarme sociale, stiamo ripiambando in periodi bui
Gela la vogliamo fare crescere, questi messaggi non aiutano. I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere e le tracce di sangue lasciate dal responsabile durante i raid, ma nel centro storico, dopo l'ennesima spaccata, la paura ormai lascia spazio all'esasperazione. E a Raccalmuto i rapinatori hanno utilizzato addirittura un escavatore per assaltare una gioielleria. Davide Sardo. Assalto nella notte a una gioielleria di Corso Garibaldi a Raccalmuto nell'Agrigentino. Una banda di malviventi ha utilizzato un escavatore per sfondare l'ingresso blindato dell'attività commerciale e riuscire a entrare nei locali. Un'azione violenta e fulminea che ha svegliato i residenti della zona. Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori avrebbero anche transennato alcune vie di accesso alla gioielleria per fare credere che fossero in corso dei lavori, riuscendo così ad agire senza destare sospetti. Dopo aver abbattuto Saracinesca ingresso è scattato l'allarme. I malviventi hanno arraffato gioielli preziosi lasciando però intatta la cassaforte. Ingenti i danni provocati alla struttura durante il colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e stanno visionando le telecamere della zona per risalire ai responsabili. Il comando sarebbe poi fuggito subito dopo il raid. Cresce intanto la preoccupazione tra commercianti e cittadini per l'aumento di furti e assalti con modalità sempre più aggressive. Cambiamo argomento. Dopo l'approvazione del Senato passa anche alla Camera e diventa legge il decreto sui commissari straordinari e sulle grandi opere strategiche, tra cui il ponte sullo Stretto. Francesco Triolo. È arrivato il via libera definitivo anche della Camera al decreto ponte. Il provvedimento è diventato legge con 160 voti favorevoli, 110 contrari e 7 astensioni. Al centro del testo già approvato al Senato nei giorni scorsi le nuove disposizioni sui commissari straordinari e sulle concessioni per accelerare la realizzazione delle opere strategiche. Il decreto rimodula anche i fondi destinati alla realizzazione del ponte, spostando 2,7 miliardi di euro dal periodo 2026-2029 a quello 2030-2034. Le risorse complessive stanziate sono 14 miliardi e 400 milioni, come si evince dalla scheda di lettura. Duro il confronto politico in aula, le opposizioni hanno criticato soprattutto il ricorso ai commissari straordinari. Per il deputato del Partito Democratico Marco Simiani non è possibile pensare che il Paese sia sempre in emergenza, mentre sul ponte ha affermato come manchino atti che confermino la prosecuzione concreta dell'iter. Disegno opposto alla posizione della maggioranza, Fratelli d'Italia ha difeso il decreto, parlando di uno strumento necessario per modernizzare le infrastrutture e sostenere occupazione e sviluppo. Soddisfatto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che parla di svolta per le grandi opere italiane. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con altre notizie. Connessi, eredi di una ricca povertà, il titolo della quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo, che si terrà dal 15 al 17 maggio prossimi a Catania e che vedrà la partecipazione di migliaia di giovani di personalità provenienti da diversi paesi. L'evento, che celebra l'8° centenario del transito di San Francesco d'Assisi, è stato presentato presso il Salone dei Vescovi dell'Arcidiocesi etnea. Su questo meeting sentiamo il commento dell'Arcivescovo di Catania, Monsignor Renna. È una grande opportunità anche per la diocesi di Catania, che sta vivendo l'anno agatino, questo meeting francescano del Mediterraneo, anzitutto per attingere alla spiritualità di Francesco. Non dimentichiamo che è una spiritualità fortemente cristocentrica, vall'essenziale, è una spiritualità fatta di dialogo. San Francesco non è un santo solo italiano, è un santo universale. E poi è una grande opportunità per tutti noi per vivere la cittadinanza. Vivere la cittadinanza nell'ottica della pace significa essere uomini e donne di dialogo, uomini e donne che non si accontentano di patti o di compromessi, ma cercano la pienezza della pace, che è quella della riconciliazione tra gli uomini, è quella della riconciliazione tra le nazioni ed è quella della pace con il creato.
Claudia Savarino, la 19enne di Agira in provincia di Enna, è stata nominata alfiere della Repubblica dal presidente Mattarella. La studentessa del liceo di Scienze Umane è stata insignita del prestigioso riconoscimento per la sua sensibilità e per la profondità con cui attraverso la poesia interpreta la realtà e promuove valori di solidarietà. Questa è la motivazione. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché il Palermo è in campo stasera a Venezia e poi parleremo anche della vittoria del Catania nell'amichevole e naturalmente del ritiro dei rossazzurri. A tra poco. Siamo al calcio, Palermo in campo stasera a Venezia per l'ultima giornata di campionato in attesa dei play-off. Inzaghi rivoluziona la squadra. Sentiamo Marco Gullà. Finire bene. L'obiettivo del Palermo è quello di chiudere nel migliore dei modi la regular season stasera a Venezia e iniziare il percorso verso i playoff, al via per i siciliani da domenica 17 maggio. Stasera al Penso contro i Lagunari, già promossi in Serie A. Il Palermo vorrà fare da guastafeste, anche perché in caso di sconfitta interna del Monza contro l'Empoli, i rosaneri aggancerebbero i brianzoli a quota 75. Questo comporterebbe, in caso di finale con la formazione di bianco, lo svolgimento dei supplementari ed eventualmente dei calci di rigore in caso di parità complessiva nelle due gare. Noi dobbiamo cercare di finire bene, abbiamo dimostrato col Catanzaro che per noi ogni partita è importante e questa è fondamentale per preparare bene la partita di domenica prossima e soprattutto dobbiamo cercare di onorare il campionato fino alla fine. Mi piacerebbe chiudere a 75 punti, secondo me sarebbe un risultato molto importante per il campionato di Serie B, per cui andremo a fare, spero, una grande partita. È chiaro che per loro è un giorno di festa, ma noi dobbiamo cercare di fare una grande gara. Inzaghi cambierà diverse pedine rispetto alla gara contro il Catanzaro, possibile un turno di riposo anche per Poyampalo per sostituirlo. È sfida tra Leduaron e Corona, ma la sensazione è che il francese sia in netto vantaggio rispetto al palermitano. La squadra ha fatto un campionato importante, che la gente si era avvicinata a noi, per cui sono molto contento, però purtroppo quello che abbiamo fatto bene non è bastato e dobbiamo finire bene questa ultima partita e poi cercare di fare dei grandi playoff. Serie C, ieri 4 gol in amichevole per il Catania, che a Veronello ha battuto l'Inter Under 23 in rete Gherardi, Cicerelli, Forte e Rolfini. La rete della bandiera nera-azzurra è stata invece di Spinaccè. Intanto sentiamo come si sta svolgendo il ritiro nel servizio di Marco Carli. Tutto secondo programma, mettere i giocatori nelle condizioni di essere al meglio per i playoff. Ovviamente magari con tempi diversi, soprattutto per acciaccati e reduci da infortuni. Il Catania lavora a Veronello, in un centro che, come detto anche da Toscano in conferenza stampa, ha tutti gli strumenti, anche fisioterapici, per garantire di operare al meglio in vista degli spareggi promozione. Monitorati attentamente gli assenti dell'ultima partita a Casasola, Corbari, Donnarumma, Miceli, Rolfini, più Lunetta, uscito anzitempo dal match di Caravaggio con l'Atalanta Under 23, oltre al miglioramento della forma di Cicerelli e Forte, rientrati dopo i rispettivi infortuni. Quello più indietro, l'ha detto anche Toscano in conferenza, è Corbari dopo la lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Per Rolfini si capirà ulteriormente la situazione negli ultimi giorni di ritiro e dopo il test di domenica, che potrebbe essere in famiglia. Ma in generale è l'intera settimana di Veronello che darà tutti i responsi che servono a Toscano, compresi i progressi di Casasola e Donnarumma, determinanti per il gioco degli etnei, che per i playoff vogliono prima di tutto confermare le proprie certezze, cioè quella solidità difensiva che è stata pietra miliare, soprattutto in casa. A proposito di playoff, sorteggiato oggi il primo turno della fase nazionale, con andata e ritorno il 10 e il 13 maggio. Ci sarà il derby Casertana-Salernitana, poi Casarano-Renate, Cittadella-Ravenna, Campobasso-Potenza e Pianese-Lecco. Ne uscirà anche la prossima avversaria del Catania, che si conoscerà nel sorteggio del 14. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi lascio adesso alla rassegna stampa condotta da Emanuela Corsi. A tutti una buona giornata.